Da questo luogo godiamo di un panorama meraviglioso, vero? Sì, sì, qua siamo al nostro castello, siamo a circa 900 metri d'altezza, praticamente arriviamo a vedere pure il mare di Campofelice, si vede, e tutte le Madonie, compreso Piano Battaglia. Questa è la parte più alta del paese, Sì, sì, la parte più alta, sì, sì. è stato restaurato recentemente, qui troviamo ancora i ruderi, si sono mantenuti, quindi sono stati restaurati. Sì, i lavori sono praticamente conclusi, ora aspettiamo solo di creare un piccolo museo con quello che è stato trovato dagli archeologi, però al momento è usufruibile, quindi sì, si può venire a visitare tranquillamente. Ecco, qui affacciandoci vediamo le case del borgo. Sì, questa è la vista dall'alto del nostro paesello, come vedete è tutto racchiuso in pochissimo territorio. Agli amici che sono collegati, diciamo dove ci troviamo. Siamo Allora, a... Sclafani Bagni, Parco delle Madonie, provincia di Palermo. Veniteci a trovare, ci troviamo sull'autostrada uscendo a Scillato a Tremonzelli, poi si arriva a Caltavuture e si svolta per Sclafani Bagni. Passerete una giornata all'insegna della freschezza, del fresco delle montagne. ed anche del relax, qui ci sono Sì. pochissimi abitanti, quanti sono? Sì, gli abitanti siamo pochini, siamo 370. In piazza la sera ci ritroviamo al bar in 10-12 tranquillamente, venite, state con noi, ci divertiamo. Possiamo dire che qui si vive come all'interno di una grande famiglia. Sì, sì, praticamente siamo una grande famiglia, ci conosciamo tutti, a me mi conoscono tutti e quindi ci diamo del tu tranquillamente tra vecchietti e anche giovani. No? Signore, allora ci accompagna da qui, dove, percorrendo queste scale, questa scalinata, dove arriviamo? Sì, da qua praticamente scendiamo dal castello e ritorniamo diciamo nell'area della manifestazione. Perché oggi Dove- c'è un evento sì. particolare qui a Sclafani. Sì, dove pomeriggio in questi luoghi ci sarà il masterclass di vino delle aziende con il rispettivo enologo, presenteranno i loro vini e daranno modo di degustare alle persone i loro prodotti. Come vedete piano piano scendendo si arriva diciamo, nel luogo dove avverrà la manifestazione, si parte alle 4 e ce ne saranno 2 aziende che faranno la degustazione dei vini. Quindi vediamo un altro borgo delle Madonie. Che comune è quello? Sì, quello è il comune di Caltavuturo, diciamo è il comune su cui noi ci appoggiamo anche come c'è un po' di tutto a Caltavuturo e quindi anche come supermercati, come attività in genere ci appoggiamo a Caltavuturo. Allora, amici, noi continuiamo a scendere per raggiungere il luogo dove si svolge la manifestazione. Ci sono anche dei musici oggi, avete portato avanti anche... Sì, sì, durante tutto l'arco della giornata ci sono dei ragazzi che faranno musica folklore e ci intratteneranno con la loro musica. Poi chiuderemo stasera in piazza con il concerto dei Sirà, che è pure un gruppo locale, per chiudere diciamo, la giornata in allegria, come si dice. Questo è un evento che ha voluto lei proprio per dare un'occasione in più, per conoscere questo borgo che ha tante potenzialità di crescita turistica. Sì, sì, la crescita, le potenzialità ci sono, però purtroppo, ripeto, la pecca nostra è raggiungere questo borgo. Sono sempre in stretta lite, si può dire, con la provincia, perché le strade appartengono a loro. Sarebbe la cosa più importante per raggiungere un paese. Noi ce la mettiamo tutta, abbiamo ideato questo piccolo evento di un giorno che però per noi è molto importante. Il comune è piccolo, quindi oggi ho il piacere di ospitare gente da fuori per vivere queste giornate e per me è motivo di orgoglio sicuramente. Ecco, qui dove siamo arrivati? Qui siamo... Sì, qua ora ci siamo spostati nell'area di degustazione, ci sono dei produttori locali con i loro prodotti che daranno modo di far assaggiare i loro prodotti e accanto si sta svolgendo al momento il primo show cooking dello chef Carollo di Castelbuono. Quindi si andrà avanti per tutta la giornata. L'obiettivo per il futuro qual è, Sindaco? Sì, si andrà avanti per tutta la giornata. L'obiettivo per il futuro è sicuramente migliorare la nostra manifestazione. Siamo appena alla seconda edizione, quindi sicuramente ci saranno aspetti da migliorare, però ce la metteremo tutta. Dobbiamo
dare continuità a questo evento, in modo che si allarghi di più la voce, si espanda la voce e la gente ci venga a visitare di anno in anno. Il borgo è piccolo, però già vanta, possiamo dire, un ristorante. Sì, a Sclafani da anni già c'è il ristorante, faccio un po' di pubblicità, le terrazze di Costantino, che tra l'altro è il mio consulente tecnico per questa manifestazione. Diciamo, l'abbibiamo ideata insieme e lui, diciamo, poi l'ha sviluppato più nel dettaglio. Bene Sindaco, noi andiamo a fare adesso un viaggio veloce tra gli stand. Allora, fateci sapere da dove ci state guardando, amici. Qui troviamo tante aziende che sono del territorio. Sì, alcune dal territorio, qualcuna da più lontano so che viene, forse c'è qualche azienda che viene addirittura da Siracusa, ho capito, o Ragusa, però bisognerebbe chiedere un po' a loro. Allora, lanciamo l'invito a chi ci sta seguendo di venire qui tutto l'anno, perché ogni giorno dell'anno regala un fascino particolare. Sì, venite a Sclafani. Non c'è purtroppo molto possibilità di dormire, però prenotando si riesce a vivere una bella giornata a Sclafani. Tranquilli, noi vi aspettiamo pure io al bar, c'è un solo bar, ma ci sediamo là, ci beviamo una birra e ci raccontiamo qualche storiella divertente. Grazie Sindaco. Allora, grazie a voi. Amici, noi oggi siamo a Sclafani Bagni, in provincia di Palermo, un piccolo borgo che conta appena 370 abitanti. Stiamo seguendo questo evento dedicato al vino, ma non solo. Salve, cosa sta tagliando? Un formaggio di capra girgentana Tipico di quale area questo formaggio? della Sicilia. Girgenti, Agrigento, però la capra è allevata. Noi siamo di Caltanissetta e stiamo facendo degustare i nostri formaggi ai signori. A domanda rispondo. Andiamo un po'. Da dove venite? Monreale. Prima volta a Sclafani? La seconda. Vi piace questo borgo? Sì, bellissimo, bellissimo, particolare. C'è la possibilità anche di gustare questo formaggio? Buonissimo. Buono. Buonissimo, complimenti ai produttori. Ottimo. Sono sempre un po' diversi, lavorati alla Violino era Violino Francesco, Ciccio, aveva vestito un pagionato, però Amici, qui ci sono altri stand e poi qui un'attività di show cooking proprio all'interno dell'ex monastero di Santa Chiara. In pagina trovate anche il video delle terme. Ecco, siamo a Sclafani Bagni, perla tra le rocce, e qui si svolge fateci sapere da dove ci state guardando, noi vi mandiamo un caloroso abbraccio.